Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Si sono tenuti queste mattine a Aquilea le cerimonie ufficiali per il centenario dal Milite Ignoto. Un secolo fa, migliaia di italiani hanno invaduto i binari per salutare il convoy ferroviario che trasportava a Roma i corpi dal Milite Ignoto, sceltis tra 11 baris di Maria Bergamas di Gradischie, in te basiliche di Aquilea. Vuoi a Buinore, il sindaco Emanuele Zorino, alla data ceta al ministri de difese Lorenzo Guerini, al presidente region Massimiliano Fedriga, a parlamentars, consigliers regionali e amministradors. La giornata si è vierte con l'inaugurazione del restauro dal cimiteri dagli erois, con deposizione de corone, picche di onore e anche il svual des freccis tricolors in onore a Duchi Muarz di Vuere. Dopo la partenza dal tren de memorie, che torna a riprodurre il viaggio di cent'anni in daura, il convoy si è fermato in tal prin dopo di misdì anche tal binari un de stazione di Udin, con l'omaggio de Brigate Alpine Giulia. Dopo alle ripartì vers Rome. E sul significato de giornate ho vinto il sindaco di Aquilea, Emanuele Zorino. Una giornata particolare per Aquilea, per il Friuli Venezia Giulia e per l'Italia. È scominciata al ZIR dal treno, il viaggio dal Milite Ignoto verso Roma di Aquilea. Stamattina in place avevi veramente una folla festante in onore del Milite Ignoto e dei Militi Ignoti che riposano in Aquilea dal cimitero dei Cadus. Veramente una grande occasione e scommessa fra l'altro il viaggio io sono sul treno storico, un treno storico allestito e completamente ricostruito proprio come quel che era dal 1921, ricostruito da Ferrovie dello Stato sulla base dei disegni dell'architetto Cirilli. Arriverà a Roma il DOI e farà tutti i tappis, insomma, come che è stato fatto proprio dal 1921, un'esperienza che di vivi in maniera immersiva proprio per onorare in maniera maggiore la nostra storia, la storia della nostra regione, della nostra Aquilea, della nostra nazione e la storia del Milite Ignoto, che è fondamentale per riscoviarsi che sono le nostre radici. E intanto a Udin è stato vierti il templuto ai Muarz di Place e Libertà in vista des celebrazioni dai 4 di novembre. Andifevele il sindaco di Udin, Pietro Fontanini. Osin è dentro il tempio dei Muars des Gueris, qui da città di Udin. Ovin denanti di noi le statue di Vittoria, opere di Mistruzzi, che è nascuta a Basiliano, ha lavorato a Roma, ha fatto stagni, monumenti dedicati ai Muars des Gueris e chi sono ridotto riguardando i tanti Muars della Prima Guerra Mondiale. Osindogni ormai al 4 novembre, che è l'anniversario di Vittoria, e il Comune di Udine ha voluto dare un'illustrata in pratica a queste statue, perché ne vuole biele, e anche per permettere a tanti che verranno in questi monumenti in occasione delle festività, delle feste, di poter ammirare le sue bellezze complete. Quindi siamo contenti proprio di chi si lavora e siamo pronti proprio per il 4 di novembre per fare una bella cerimonia qui dal Tempio dei Muars a Udine. Il bolletin Covid di Vue al segnale 267 new infezioni e une vittime in Friul Vignesi e Giulia. Su 6.036 tampons molecolari sono stati rilevati 248 new infezioni con una percentuale di positività dal 4,11%. Sono anche 16.239 le prove antigeniche di Dulà sono stati rilevati 19 casi 0,12%. Vue si conta un decesso e una femmina di 90 anni di Trieste, morte a Chiase. Sono 13 le persone ricoverate in terapie intensive, intanto che arrivano a 61 i pazienti in altri reparti. Magari così no, il virus ha la ripiata cori e le notizie che arrivano dal pronto soccorso dall'ospedale maggiore di Trieste non sono
confortantis. Lo ha detto il vicepresidente Region Riccardo Riccardi, precisa anche che stamattina una decina di persone saiere in liste di spiete. Per far fronte a emergenze Covid-19, la struttura di malattie infettivis è avuto di riattivare i puest di degenze che si chiatin dal tierch plan de palacine infettivis dall'ospedale maggiore di Trieste. Chi saranno curati 4 nuovi pazienti colpiti dal virus, intanto che altri 15 si chiatin già ricoverati dal prim plan de strutture, restassi in priviert. Riccardi alla faccia che di là dal 90% dai pazienti ricoverati non risulta vaccinato. Arrestati dai carabinieri di Trieste 3 giovani che rapinavano coetanei. I militari hanno fatto une ordinanze di custodia cautelare a 3 di Vinchiains, 2 di Trieste e 1 di Udin, pregiudicati, ritenuti autori di 3 rapini consumati in capitale giuliane via pal mese di settembre. Le investigazioni sono state inviate da spode prime rapine dai 5 di settembre in tal giardin pubbliche di via Giulia ai dams di 2 minori. Le vittime avevano fornito elementi buoni per identificazione dall'autore principale del reato. I rapinatori si servivano anche di 2 chians, un pitbull e un dogo argentino, tenuti al sguinciale. La notte passata sono entrati in azione i Laris Acrobats in un altro pont vendite dal centro commerciale Cittafiera di Martignà. Chiappate di smire la 9 botteghe di bici, là che sono stati srobati di bicicletti bianchi dal valore di 30.000 euro. I malviventi sono entrati dal cuvier dal centro commerciale, praticando une buse in te parti in La Marin. Sul puesto sono corruti da Urman i carabinieri de stazione di Martignà e i colleghi dal nucleo investigativo dal comando provinciale di Udin, ma i Laris sono arrivati a sparire in Tegnot. Prodotti spegnò dai Muarz, c'è istruzione e poi c'è. Operazione de Guardia di Finanze che ha sequestrato 260 tra zuiatui, mascaris, cosmetics e accessori. Il comando provinciale de Guardia di Finanze di Pordenone ha intensificato i controlli in tai confronti dei schiadenis, dei sbuteghis e commercianti che si sono forniti per far fronte alle domande massicce di articoli di reclam palagno dai Muarz. Di là dal sequestri de mercanzie, una persona gli è stata denunziata e 2 imprese sono stati sanzionati. Antonio Paoletti è stato confermato per acclamazione dal nuovo Consiglio de Chiamare e Presidenze de Chiamare di Commercio Vignesi e Giulie per il quinquennio 2021-2026. Una scelta che des categorie economiche, professionali e sindicali de ex province di Trieste e Gorizia per garantire continuità e integrazione e crescita de Vignesi e Giulie. Paoletti assicura l'impegno che sarà sempre esprimuto con grande definizione in ricerche di una integrazione crescente tra i territori, che queste unitarietà di valori e di intimiments è la nostra forza alla D. Stesse sfide che de alte formazioni tecniche, new spazis. L'informativ 2021-2022 per ITS Academy, nuovis tecnologies per Made in Italy di Udin, si viercia insegne des novità, in te nuove sede di Felè, a Tavagnà, sono partiti 3 new corsi di superior tecniche per industria meccatronica e il corso di mantenidor di aeromobili. In curte è preveduta la partenza dal quin course Agrotech Specialist per rispondere a esigenze dal comparto industriale, a ricerche di figure professionali buini per imprese. I nuovi iscritti ai corsi in ambito meccatronico sono 67, in ambito aeronautico e sono 30. Alle dut per voi appuntamento a lunis, grazie e mandi.